L'uragano che ha colpito il Veneto è stata una disgrazia. Luca Zaia, durante il Consiglio regionale, ha ripercorso quei drammatici momenti, i danni e la macchina che si è messa immediatamente in moto per aiutare le popolazioni. Dallo Stato, ha detto, sono assicurate risorse per 1 miliardo e 50 milioni che saranno immediatamente spendibili perché affidate alla protezione civile. Per saldare mancherebbero all'appello 600 milioni. Per il momento, ha spiegato il governatore, però il problema più preoccupante è il rischio valanghe. Abbiamo identificato 86 siti valanghivi, nuovi siti valanghivi. Vuol dire che noi abbiamo 86 rischi di valanghe e vi ricordo che con questi sbalzi qua, qualche problema ce l'abbiamo, che sono esattamente a ridosso dei centri abitati, quindi c'è l'incolumità pubblica. È una preoccupazione, sono proprio quelli dove il legname resta lì, perché sennò sarebbe un trampolino di lancio quei pendii. 86 siti in 20 comuni, 17 sono nel Bellunese, 3 nel Vicentino. In primo piano poi il rimboschimento. Vogliamo ripristinare un patrimonio boschivo e forestale che è determinante per il futuro economico della nostra regione, ha spiegato il sottosegretario alle politiche agricole Franco Manzato. Il governo si è mosso immediatamente con la finanziaria, ha predisposto in termini subito finanziari 525 milioni di euro per le regioni che sono state colpite, oltre a altre risorse e altre circa 30-40 milioni di euro distribuite negli altri ministeri per intervento rapido sia sul mantenimento del territorio, affrontando anche la calamità in tutti i suoi aspetti. Questo vale per il 2019, poi ci saranno risorse per il 2020 e 2021. Stiamo predisponendo, ha concluso Manzato, interventi non solo rispetto ai danni. Anche perché stiamo predisponendo non solamente un intervento rispetto ai danni che sono successi, ma anche sulle filiere, le imprese delle filiere forestali, cioè la fiscalità. Interverremo sulla fiscalità perché così le segherie, le aziende boschive e chi lavora nel comparto legno possa approfittare non solamente di questa calamità per essere una spinta in avanti e guardare il futuro, ma anche utilizzando la legge sulle foreste che è dinamica, è stata cambiata, è dinamica, quindi puoi tagliare, quindi puoi essere competitivo rispetto alle segherie o alle imprese austriache che oggi comprano il legno veneto italiano e poi ce lo rivendono.